Se ti parlo di viaggio, tu cosa puoi pensare? Ad un breve tuo cammino, oh, alla storia dell'umanità. Non riuscirai a star fermo né d'estate né d'inverno. Gli arabi incontrerai e coi vichinghi invece salverai. Lo sapevi che gli arabi attraversano l'Oceano Indiano? Però i vichinghi navigarono l'Oceano Atlantico. Senza neanche un piano. E poi c'è Colombo con i suoi viaggi intorno al mondo. E Zerbi dalla sua Cina fino all'Arabia non vicina. Nella giungla, nel deserto, nel freddo, per il viaggio dell'umanità. E poi c'è il vapore, il locomotore, le auto in strada e gli aerei in cielo. Ehi! Ne vuoi di più? Molto bene. Giù nel mare, nella luna in cielo, anche lì si può esplorare. Pirati, mercanti, conquistator, avventurieri e viaggiator, collezionisti ed inventor, alpinisti ed aviator, astronauti ed esplorator, scienziati e perché no anche tu. Tutti quanti hanno realizzato delle imprese che poi hanno tracciato. Questo libro conterrà tutto quello che hai ascoltato. Inizia a leggerlo ed entrerai in un viaggio illustrato, ricco e variegato, che se segui con passione e con attenzione ti trasporta nella storia dell'umanità. In realtà non è proprio la sua storia, è la sua storia raccontata attraverso gli anni. Direi che è più giusto dire Questo è il viaggio dell'umanità.